Eder, Mech, Pallister. In questo video riportiamo una testimonianza che racconta un grave fatto occorso negli ultimi giorni. Ovviamente tutte le persone in causa hanno la facoltà di potermi contattare per esprimere il loro punto di vista o per smentire i fatti. Buongiorno a tutti. Per prima cosa, per motivi di privacy, la mia identità non verrà rivelata. Detto ciò, ho chiesto al signor Eder di poter parlare sul suo canale per portare alla luce situazioni molto sgradevoli che sono successe negli ultimi giorni. Sabato 15/7/2023 alle ore 17:11 ho ricevuto su Messenger una richiesta di messaggio da parte del signor Sergio Resinovic. Il messaggio riporta questa dicitura: vecchia puttana, vuoi che ci vediamo? Ti aspetto. Ora, io non ho mai interagito con il signor Sergio Resinovic, non so neanche perché si è permesso di mandarmi questo messaggio. Ho sempre solo parlato di lui attenendomi agli atti, quindi non capisco questa sua richiesta di messaggio con questa dicitura. Per correttezza ho mandato questo screenshot con questo messaggio al suo avvocato. Mi sembrava più che logico mandarglielo, anche perché è il presidente di un'associazione che si occupa prima di tutto di persone scomparse, dopodiché di persone anche in difficoltà, tra cui donne comunque maltrattate. Ma a quanto pare tutti bravi a picchiarsi il petto, poi nella realtà dei fatti la sua risposta è stata la seguente: mi scusi, non mi deve scrivere, non mi interessano le vostre cose. Ovviamente poi mi ha anche bloccato. Per chi non credesse a questa situazione, io ho ancora la richiesta di messaggio del signor Sergio Resinovic sulla mia app di Messenger. Io non ho mai risposto, però ho controllato, perché c'è scritto visualizza profilo, ho controllato e mi riporta al profilo del signor Sergio. Io ora non so se l'account del signor Sergio è stato hackerato. A me il messaggio arriva da questo account. Non detto ciò, ci sono anche altre cose che a me non sono piaciute. Il fatto che la signora Gabriella con il suo gruppo di Maktub, che per un caso fortuito fortunatamente ho fatto chiudere, fosse alla ricerca del mio numero di cellulare, di dove vivo, che lavoro faccio, il mio percorso di studi. Non penso che bisogna violare la privacy di una persona, anche perché se queste cose me le avrebbe chieste in privato la signora Gabriella Michele, gliel'avrei anche detto, io non mi devo nascondere. Però mi sembra strano che dopo tutte queste sue ricerche iniziate, e lo so con certezza,
i primi di aprile, poi io il 18 di aprile ho avuto un atto vandalico contro lo specchietto della mia macchina. Vabbè, io ho denunciato tutte queste cose, sia lo specchietto della macchina, sia il messaggio del signor Sergio, perché comunque non credo di dover farmi intimidire da queste persone, anche perché forse queste persone, non conoscendomi, pensavano che con queste intimidazioni io mi sarei fermata, ma io non mi fermo, io continuerò a cercare la verità per la signora Liliana, anche perché a me di loro non interessa niente, ma purtroppo mi interessa quello che realmente è successo alla signora Liliana e che i colpevoli vengano, tra virgolette, paghino per quello che hanno fatto, perché non è giusto che non ci sia giustizia. Questo è quello che succede da Trieste. In passato ovviamente non sono stati gli unici due a volermi intimidire. Ho ricevuto minacce anche da una persona molto vicina a Covalero e da signor Sterpina mezzo stampa, quindi tutto questo è documentato, perché io non passo più non voglio più passare per quella bugiarda. Io ho tutti gli screenshot, ho tutto quanto e ovviamente per chi lo desidera sarà mostrato. Non potrò mostrarlo su questo canale perché è commettere reato, ma privatamente io posso mostrare tutto. E questa situazione ormai va avanti da marzo di quest'anno. Ora sono anche abbastanza stanca di ricevere minacce e intimidazioni e ho deciso di dirlo consapevolmente. Vorrei dire a tutte le persone che mi stanno cercando, perseguitando, tutto quello che volete, che io non sono comunque una vecchia, sono ancora perlomeno nel fior degli anni, mi difendo ancora bene. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.